Ho rilevato il chiosco nel gennaio del 94, giustamente sono 30 anni, e ci vuole una certa costanza, un tipo di lavoro abbastanza particolare che impiega diverso tempo, le condizioni di lavoro non sono ottimali, specialmente per chi come me lavora in chiosco, caldo d'estate e freddo d'inverno. È uno dei pochi rimasti di vendita solo di giornali. Sì, è una rarità al giorno d'oggi, però con fatica si cerca di resistere, ecco. I guadagni sono bassi, si parla di 20-30 centesimi lordi a coppia, quindi queste sono attività che nascono sui grandi numeri. Se non vendi è difficile coprire anche le spese. Come è cambiata la situazione? È cambiato purtroppo in peggio, l'internet, il web ha cambiato tutto. Onestamente bisogna dirlo che non è difficile trovare quel contenuto dei giornali, trovarlo con abbastanza facilità nel web e per di più gratuitamente. Quindi come prodotto sta perdendo anche di valore. Dopo abbiamo il problema del ricambio, difficilmente si affacciano nuovi clienti in chiosco, si continua a lavorare con i soliti clienti quotidiani. Cosa si può fare? Gli editori possono fare tanto, prima di tutto rinnovando un accordo nazionale che è scaduto da 10 anni, e 10 anni sono tanti, e soprattutto devono smetterla di essere nostri concorrenti, perché si sono messi a regalare abbonamenti digitali, offrono proposte di abbonamento agli illustrati con una scontistica che va dal 70-80%, con gadget e concorso a premi annesso, e a livello economico a queste condizioni noi siamo fuori mercato. Vale ancora la pena? Sì, dai, fino a quando c'è margine si lavora.